Funziona? Si sente? Benissimo. Perché come i camici a volte io non trovo i microfoni alla mia altezza, quindi è sempre un problema. Allora, innanzitutto grazie, come vedete dal programma io mi chiamo Padre Marco e ho avuto in questi anni il privilegio, lo considero un privilegio, di poter condividere con voi in diversi momenti, in diverse situazioni il vostro cammino. Non dico di veder nascere queste realtà perché quando io sono arrivato erano già, credo, nati e fiorenti, diciamo, ecco. Non so collocare nel tempo, è la prima volta che ho visto Costanza e che lei mi ha proposto di parlare di qua e di là, però è passato un po' di tempo, credo, insomma. Allora, mi sono state consegnate due parole. La prima versione del titolo che mi era stata consegnata era Plasmati nella verità. Poi nel programma ho visto che è stato aggiunto anche opportunamente Plasmati da Cristo nella verità. E queste parole le ho percepite proprio come affidate. Cioè, prima di tutto dovevo chiarire a me stesso e quindi dire anche a voi che cosa significa plasmati nella verità. Io l'ho leggermente riformulata, questa espressione, plasmati dalla verità, anche, non solo nella verità, ma anche dalla verità. E le piccole cose che vi offrirò adesso sono semplicemente il frutto del mio tentativo di capire questa frase, che è molto bella, molto suggestiva, però se scavata un po' in profondità rivela dei segreti nascosti. E come faccio sempre in questi casi ho provato a farlo alla luce della parola di Dio, alla luce della scrittura. Plasmati quindi nella verità. Partiamo dalla parola plasmati. Plasmati è un aggettivo che però richiama la condizione del cristiano secondo una prospettiva ben precisa, perché a plasmare, se vogliamo prendere seriamente questa parola, è il vasaio. L'immagine biblica che mi è venuta immediatamente alla mente è quella di Geremia 18, che adesso vi leggo. Il vasaio che plasma la creta, quindi gli dà una forma, gli dà un'identità, gli dà un volto, secondo quella che è un'intenzione e una sapienza che sono sue. Il vasaio è la parte attiva, la creta è la parte passiva, diciamo. Il vasaio è quello che opera e la creta è quella che riceve. Quindi dire che il cristiano è un plasmato significa dire che fondamentalmente è una creta nelle mani del vasaio. Non solo, la parola plasmati lascia intendere che sembra che il cristiano venga plasmato una volta per tutte. Ah, noi siamo plasmati da Dio. Quando in realtà l'essere plasmati è una condizione continua, che non si ferma mai. Quindi il cristiano non è solo plasmato nel senso che una volta per tutte è stato plasmato dal vasaio divino, ma il cristiano è quella creta che viene continuamente fatta, rifatta, quella strana creta che tende sempre un po' a deformarsi e che quindi il vasaio deve sempre un po' rimettere in sesto, quella creta che col tempo magari tende un po' a indurirsi o perdere duttilità e quindi il vasaio la bagna per renderla di nuovo plasmabile. Quella creta che di suo stranamente tende a cristallizzarsi e che questo strano vasaio invece vuole continuamente plasmabile, duttile. Questa immagine, appunto, viene usata dal profeta Geremia. Quando riflettevo su questa parola, subito mi è venuto in mente, ma voglio leggere con voi questo brano, Geremia 18, 1-10, che è un brano molto bello e che a partire da questa immagine dà degli spunti, credo, interessanti. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia. Alzati, scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini. Forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio, oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele.
Allora pensate, no, il profeta viene condotto nella casa di un vasaio, oggi noi non abbiamo più, sì, esistono. Potremmo dire, oggi uno può andare su YouTube a vedere un video di un vasaio che plasma, ecco, forse se qualcuno riceve un oracolo di questo genere un po' aggiornato potrebbe essere così, vai su YouTube e vai a vedere il video di uno che plasma un vaso, ecco. E questa, l'azione del vasaio diventa una parabola. Il profeta vede concretamente quello che fa il vasaio e notate, tra tutte le cose che il profeta nota è questo, correggere la creta che si sforma. Quando la creta si guastava, come capita, con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora, qui ci sono due cose molto belle. Le prime, che noi cogliamo da questa immagine, e che dice cosa significa il cristiano plasmato. La prima è che questo vasaio non si stanca di rifare il vaso che si sforma. Perché questo è evidente. La cosa che il profeta nota, sapete che Geremia anche non è un profeta molto tranquillo, non so come definirlo, no? Geremia è un libro di 52 capitoli pieni di maledizioni, guai, improperi, botte, squantamenti, di tutto, con una piccola parentesi di 2 capitoli, 30-31, proprio una piccola boccata d'aria e poi giù di nuovo botte. È un profeta che era stato chiamato a portare una parola molto dura, in cui effettivamente l'attività del vasaio diventava parecchio pesante. Eppure, nel contesto di questi toni minacciosi, questa immagine è piena di speranza, indica la perseveranza di Dio, la pazienza, sì, ma anche direi proprio la perseveranza di Dio. Il vaso si guasta, tende a guastarsi, come fa la creta in mano al vasaio. Però il Signore non cessa di riformarla, non cessa di rimetterla in sesto. E la seconda deduzione, il secondo pensiero che viene è per la creta, perché la creta è l'uomo. Allora, qui c'è un paradosso grandissimo in questa immagine ed è il senso dell'oracolo profetico. La parola che il profeta dice a Israele è tu devi riconoscere di essere creta nelle mani del Signore. Quindi non è scontato che noi ci riconosciamo creta nelle mani di Dio. Non è scontato che noi percepiamo noi stessi come una materia su cui Dio esercita un'arte, una sapienza particolare. Per quale ragione? Mi chiedevo. Perché pensando a questa immagine dico, sembra la cosa più scontata, in realtà non lo è. Per quale ragione? Ci sono due ragioni, ce ne sono tantissime, va bene? Ma due mi venivano particolarmente alla mente. La prima è che la creta dimentica di essere creta quando invece di lasciarsi plasmare vuole plasmarsi. La creta che si mette al posto del vasaio. E la creta che si mette al posto del vasaio è la creta che fa prevalere il suo giudizio, il suo modo di pensare, il suo progetto, no? Il vasaio faceva come bene ai suoi occhi. Ecco, la creta dice no, io voglio fare in un altro modo, mi voglio plasmare in un altro modo e quindi non divento più creta, ma divento vasaio. Il profeta dice proprio questo a Israele, in un contesto preciso, adesso non voglio andare nei dettagli, no? Gerusalemme era assediata, stava per essere distrutta, i capi di Gerusalemme avevano tutti i loro progetti. Il Signore gli ha detto, col cavolo, o vi fate plasmare come dico io, in quel contesto voleva dire arrendersi a Nabucodonosor che stava arrivando, oppure finirete nel niente. La creta non può essere vasaio. E la seconda ragione è fondamentalmente la diffidenza. C'è una tentazione costante del cuore umano, che è esattamente quella di pensare di non potersi fidare di nessuno o anche del vasaio divino e quindi di decidere per questa diffidenza o paura di plasmarsi da solo. Questo fatto qua, la diffidenza, la Bibbia lo chiama in un modo molto preciso. Ha una parola specifica per definirlo e questa diffidenza si chiama mormorazione. Mormorazione, il grande peccato di Israele nel deserto. Anche lì l'Israele va in conflitto con Dio per quale ragione? Questi si trovano nel deserto, ovviamente nel deserto emergono i bisogni primari, quindi l'acqua, il cibo, e il cibo non sempre il solito, ma il cibo anche diversificato, insomma, ecco, non si può mangiare manna tutti i giorni, per quanto la cucini, la lavori, la friggi, la cuoci, la metti ad essiccare, insomma, sempre manna, ecco.
Allora, in quel momento lì, il popolo fa prevalere il suo punto di vista. Noi qui non possiamo fare niente e torniamo in Egitto. L'unico progetto che viene in mente al popolo è la schiavitù. Meglio essere schiavi, ma avere un orizzonte chiaro che essere nelle mani di questo vasaio divino che non si sa bene cosa sta facendo. Questa è la tentazione costante del cuore dell'uomo. Beh, ricordate Genesi 3, questo è un brano che citiamo sempre. Cosa succede in Genesi 3, no? Il serpente cosa dice alla donna e all'uomo, tutte e due, va bene? Però lui procede con quell'ordine. Che cosa dice il serpente? Qual è l'insinuazione che fa? C'è una parola terribile che lui dice, no? Chiede alla donna, è vero che voi non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Quindi qui il serpente ha già manipolato il comandamento di Dio. Dio non aveva detto così, il serpente lo manipola e rende il comandamento di Dio impossibile. Anche questa, ci sarebbe tanto da riflettere su questo. Quando sentiamo a volte parlare di dire no, ma questi comandamenti sono impossibili da osservare, no? E quasi sempre oggi si parla all'interno di una particolare sfera su questo. Allora, la sfera della castità. Ah, ma non è possibile i rapporti prematrimoniali? Ma sì, quello è un comandamento impossibile. Il serpente fa lo stesso, prende un comandamento determinato, lo allarga, lo fa diventare impossibile. E la donna gli dice, no, ma non è vero. Dice, ci ha detto di mangiare di tutti gli alberi tranne dell'albero che sta nel centro del giardino. E lì la donna si confonde, ahimè, perché sta confondendo un albero con l'altro. Adesso non vado nel dettaglio. E il serpente cosa dice? Quella è la parola. Non è vero che se voi ne mangiaste morireste. Voi, se ne mangiate, diventereste come Dio, capaci di conoscere il bene e il male. Tradotto in altre parole, Dio vi ha detto una balla. Non ha davvero a cuore la vostra vita, la pienezza di vita. No, no, non vuole concorrenti in casa. Allora c'è già uno che decide che cosa è bene e male, basta lui. E il serpente gli dice, no, mangiatelo, diventate come lui, cioè siete capaci di decidere che cosa è bene e che cosa è male. Quindi diventate capaci di farvi il progetto. Da Creta diventate vasai. Invece di affidarvi alla sapienza di un altro, seguite la vostra sapienza. Nel racconto biblico il serpente, povero serpente come animale, è il simbolo di una sapienza opposta a quella di Dio. E la sapienza opposta a quella di Dio è quella della creta che si fa vasaio. Quindi pensate che paradosso, noi siamo stati creati come creta nelle mani di Dio, di un vasaio che è paziente, che è perseverante, e questo dovrebbe darci consolazione. Eppure la nostra tentazione costante è quella di passare da creta a vasaio. Noi siamo stati creati, ricordate, no Genesi, il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere dal suolo e poi soffiò l'alito nelle narici, un alito di vita. Noi siamo proprio creta strutturalmente nelle mani di Dio. Qui si possono ricordare tanti brani di Salmi, ma non c'è tempo. Questo non viene meno nel Nuovo Testamento, anche questo voglio ricordarvi e poi passare alla verità. Abbiamo letto non poco tempo fa, 2 domeniche fa, domenica scorsa, quando era Pentecoste? Domenica scorsa? Sì, la mia memoria liturgica comincia a perdere i pezzi. Abbiamo letto questo brano. Gesù appare ai 12 richiusi in casa e disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro, ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. E cosa sta facendo qui Gesù? Sta facendo il vasaio, perché quel soffio che lui fa sui discepoli è lo stesso soffio che Dio ha fatto all'origine sulla creta umana. Quindi di fronte ai discepoli Gesù agisce come il creatore vasaio, li riplasma di nuovo. E notate come li riplasma? Col perdono. La grande novità portata da questo brano di Giovanni a tutta questa idea di Dio come vasaio è che la forza che plasma, riplasma continuamente l'uomo è il perdono, ricevuto e donato. Gesù compare loro e nel suo modo di porsi dice, in questo momento, in quel pace a voi,
dentro quell'assoluto saluto è stato tolto il peccato. Il peccato è stato rimesso completamente. Si è creata di nuovo comunione tra Dio e l'uomo. E quel perdono che voi ricevete dovete donarlo, perché se il perdono non lo doni, neanche lo ricevi. Questo è un altro assioma che troviamo nei Vangeli molto interessante. Quindi, essere creta nelle mani del vasaio significa fondamentalmente fidarsi di Dio, la cosa più difficile che esista. Facciamo fatica a fidarci del nostro prossimo che vediamo, tocchiamo e sentiamo, figuriamoci di Dio. Specialmente in quei momenti in cui noi siamo come Israele nel deserto e diciamo, ma qui cosa sta facendo? Ma dove ci sta portando? La creta non sa quello che fa il vasaio. Il vasaio non è obbligato a dire alla creta, guarda, io di te sto facendo un vaso da fiori o semplicemente un vaso per altri scopi meno nobili, come dice San Paolo. Non ha l'obbligo di dire questo. Molto spesso noi vediamo accadere dentro di noi nella nostra vita quello che Dio fa e molto spesso questo è fonte di stupore, ma anche più spesso è fonte di disorientamento. Perché la creta per farsi plasmare deve sempre mettersi nella posizione di chi riceve e non è facile fidarsi di Dio. Però noi siamo plasmati nella verità o dalla verità. Va bene, il titolo originale diceva nella verità e quindi partiamo da questa espressione, plasmati da Cristo nella verità. E io leggendo questo mi sono chiesto cosa vuol dire essere plasmati nella verità. Mi sentivo quasi un po' come Pilato, no? Che di fronte al Signore dice che cos'è la verità. Quando il Signore gli dice chiunque è dalla verità ascolta la mia voce, il buon Pilato, che si trovava in uno dei momenti più solenni in assoluto della storia umana, gli risponde, ma che cos'è la verità? Da buon romano. Romano antico, non romano moderno. Romano moderno gli rispondeva un po' da borgatario, credo. Plasmati nella verità, la prima cosa che mi è venuta alla mente, arrivo alla conclusione, ci sono. Eh, nella verità significa che la verità è la condizione per essere plasmati. Se vuoi essere plasmato devi stare nella verità. E la prima immediata applicazione, la più semplice che vi propongo, che mi è venuta in mente tra le tante, è che per essere plasmati nella verità bisogna essere trasparenti a se stessi. Bisogna essere, c'è questa famosa parola che andava di moda, forse va ancora di moda in alcuni ambienti, no? L'autenticità. Bisogna essere autentici. Guardate, questa cosa non è facile. Essere trasparenti a se stessi non è facile. Se qualcuno di noi fa quell'esercizio di cui abbiamo parlato anche altre volte, di mettersi in una condizione di provare davvero ad ascoltare se stessi, ed è una cosa che non avviene in 2 minuti, ci vuole tanto tempo per fare questo. Quando una persona entra in monastero, per dirvene una, quello che conosco meglio, entrando in questo strano ambiente che era una comunità monastica, la prima cosa che nota è che ha un grumo dentro di vissuto senza nome che gli viene tutto addosso insieme. Cose belle, cose brutte, cose non si capisce bene che cosa, cose in penombra, cose fin troppo in luce, cose sconosciute. Il nostro mondo interiore, il nostro cuore è come una cassa di risonanza dove passano continuamente di tutto, pensieri che vengono da noi, pensieri che vengono da fuori, pensieri che vengono dal nemico e c'è anche questa vocina di silenzio sottile di Dio che guarda caso per renderci la vita più facile non urla, quasi mai urla, ma semplicemente sussurra, in mezzo a un caos sussurra. Ecco, raggiungere la trasparenza a se stessi, cioè sapersi vedere come Dio ci vede, questo è il cammino di una vita. È il cammino di una vita, perché noi molto spesso nemmeno sappiamo quello che viviamo, nemmeno ci interroghiamo su quello che viviamo e quando ci troviamo nelle nostre mani il nostro fardello non sappiamo che nome ha. Quel movimento interiore, emotivo, affettivo, non si capisce bene che cosa, quel pensiero, che cos'è, da dove viene? Non passiamo le nostre giornate a chiederci questo, per carità, però una piccola parte farebbe bene. Altrimenti cosa succede? Che il vasaio non può plasmarci. E perché? Perché se noi non sappiamo quello che viviamo, nemmeno possiamo offrirglielo. Se noi non sappiamo noi stessi che cosa ci portiamo dentro, neanche possiamo prenderlo, metterlo lì e dirgli, mo fa tu, plasmalo tu.
Certo, possiamo prendere il grumo così com'è e dirgli, adesso pensaci tu. Questo si può fare all'inizio, però c'è questo lavoro che chiamerei, senza nessun problema, ascesi interiore, di ascolto e di offerta del proprio vissuto continua. Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma rinnovatevi nella vostra mente. Romani 12, 1, 2. È proprio esattamente questo. Quindi plasmati nella verità vuol dire che per essere creta bisogna avere quella che i padri chiamavano la giusta cognizione di sé. Fare la fatica ogni giorno di strigare la nostra matassa interiore e poi fare la fatica di fare questo lavoro con qualcun altro, perché questo è molto importante, lo ricordava adesso anche Costanza, difficilmente si può fare verità nel nostro cuore da soli. Anzi, io dalla mia esperienza monastica dico che è impossibile, impossibile. E il nostro cuore ha questa stranissima tendenza a farci delle immagini di noi stessi che ci stanno bene, ci danno, sono sempre lì. E il contatto con gli altri ce le smonta sempre, in un modo o nell'altro. La vita comunitaria, no, nella tradizione monastica si dice è una benedizione, ma è anche una penitenza. Vita comune, massima penitenza. È un po' pessimista come idea, però è vera nella misura in cui il rapporto con gli altri tende costantemente a rimandarci a noi stessi, tende costantemente a sfrondare, distruggere, frantumare l'illusione di sapere chi siamo o l'illusione di aver capito tutto di noi stessi e quindi l'illusione di essere nella verità. Pensate, confessando e ascoltando tante persone, questo pensiero mi viene sempre in mente quando un numero X di persone, il 99% di quelle che parlano con me, mi dicono ma io sono uno che dice la verità, per questo sono scomodo. Ho detto qualcosa che non va. Non si sentiva, aiuto. Ora si sente? Mamma mia. Come i camici, anche i microfoni, io ho un rapporto controverso. Va bene. Plasmati dalla verità, io ho voluto aggiungere questa frase e chiudo, se no vado fuori tempo. Perché plasmati anche dalla verità? Perché nel Vangelo di Giovanni la verità è l'amore di Dio. Giovanni, non posso spiegarlo in lungo e in largo, non abbiamo tempo, usa tantissime volte la parola verità, lo spirito della verità, io sono la via, la verità e la vita. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce, il figlio che è pieno della grazia della verità nel prologo. Giovanni ama questa parola in modo viscerale, è l'evangelista che la usa di più, anzi l'autore del Nuovo Testamento che la usa di più. E questa parola la usa con tantissimi significati, ma ce n'è uno preciso. La verità di Dio è il suo amore, o meglio, è l'amore folle di Dio, l'amore di uno che decide di morire perché tu viva. Questa è la verità di Dio. Possiamo tradurlo in altre parole. Chi è Dio? Dio è quello che muore per te. Uso il presente, non solo quello che è morto per te, ma quello che muore per te. Questa è la verità di Dio e questa verità ci plasma. Se noi teniamo viva dentro di noi la memoria e la consapevolezza di questa verità, abbiamo il criterio in base al quale Dio vuole plasmare la nostra vita. Abbiamo la rappresentazione della sapienza del vasaio. Cosa vuole fare il vasaio con noi? Vuole renderci così. Vuole renderci capaci anche noi di fare quello che noi umanamente non siamo capaci di fare. Morire per gli altri. C'è un'immagine, e questa è la chiusura, che mi veniva in mente ieri sera, tardi, dopo essere arrivato con una barchettina qui, piccolina, in mezzo delle onde che ogni tanto, insomma, io sono un terricolo, quindi, come dire, stare sul fluido per me è una cosa un po' particolare. E mi veniva in mente insistentemente questa immagine, no? Era l'immagine del buon pastore che dà la vita per le pecore. E poi dicevo, però guarda, c'è nell'ordine naturale un'immagine che rende bene questo morire per gli altri, che è l'immagine della famiglia. Per generare, perché si formi una fecondità che è anche una novità, che non è semplicemente la somma dei genitori, è qualcosa di più, si deve morire. Devi fare spazio. Non solo
diciamo, il processo biologico è impegnativo, però è solo una parte. In realtà tutto il complesso delle dinamiche familiari richiede costantemente questo. Anche in realtà in comunità non familiari come le comunità religiose è uguale, ecco. Però nella famiglia c'è questo miracolo che lì è il punto dove la vita nasce, dove il Signore fa vedere nel bambino la fecondità, cioè la vita che si comunica, che viene comunicata e si comunica, e la novità. Ecco, se ci pensate bene, quindi, noi abbiamo nella nostra vita un sacco di opportunità per poter mettere in pratica questa parola. Il cristiano che è plasmato nella verità o dalla verità è il cristiano che vive tutti gli aspetti della propria vita alla luce della fede, tenendo presente questo punto particolare. Nella verità significa l'autenticità e la trasparenza non si può ottenere da soli, assolutamente, è un'illusione. E dall'altra parte, plasmati dalla verità significa che il vasaio divino, paziente, perseverante, che ci mette sempre lì e fa le cose a modo suo, a noi cristiani ci ha anche dato la misura della sua sapienza. Che tipo di vasi ci vuole fare? Vuole farci vasi come il Signore, capaci di morire ogni giorno per sperimentare il miracolo della fecondità, della gioia e della novità della vita.